Bene, grazie. Ringrazio gli organizzatori di avermi invitata e vorrei incominciare ricordando un volume del 2001 di Wanda Lattes intitolato Hitler ordinò, distruggete Firenze. In quel volume Carlo Anti, nel ruolo di direttore generale delle Belle Arti, è stato trattato come un bandito, collaborazionista e assolutamente allineato con la politica di furto nazista. Mi ricordo che quando lessi quelle pagine rimasi abbastanza sconvolta, del resto la signora, la scrittrice si chiama Lattes e quindi ci fa già capire in questo connubio che il punto nero nella vicenda di Anti, quindi l'adesione all'antisemitismo di regime, è destinato a condizionarne profondamente la lettura. Comincio così per dire che proprio durante questo bel convegno ho capito che potremo fare di più, potremo fare di meglio soltanto quando affronteremo di petto anche quel problema, perché appunto nessuno più si possa nascondere dietro un nome nel valutare quanto di buono ha fatto Anti, né nessuno più possa negare quanto di cattivo c'è stato nella sua esperienza. Vi presenterò una semplicissima cronaca degli avvenimenti, una cronaca a chiave, e la chiave sta in una relazione che Anti, insieme a Biagio Pace e Amedeo Maiuri, propose nel 1937 di fronte alla richiesta di acquisizione da parte dei nazisti di un'opera notificata, Il discobolo Lancellotti. L'opera fu portata via nel 1938, cioè fu venduta, ma la commissione dove Anti fu chiamato a rendere parere si espresse contro la vendita di questo oggetto con una precisa serie di motivazioni. Si è creata, si legge nella relazione, una base sicura a partire dal discobolo per la conoscenza dello stile di Mirone e del suo tempo e per l'identificazione o la determinazione di molte opere affini. Gran parte della conoscenza dell'arte prefidiaca ha come base proprio e solo il discobolo Lancellotti. In grazia ad essa, nel 1784 Carlo Fea apriva la serie delle identificazioni di opere famose dell'arte greca in copie romane, nelle quali si sono resi celebri Ennio Quirino Visconti in Italia e Adolf Furtwängler in Germania, identificazioni che sono la base dell'attuale nostra conoscenza della storia della scultura greca. Il richiamo a Carlo Fea e Ennio Quirino Visconti non lascia dubbi, costituisce questo documento un richiamo deliberato alla Repubblica delle Lettere che sotto proprio la stella di Casamer de Quincy, tra la fine del Settecento e il primo Ottocento richiamava il dovere di convergenza tra studi e protezione giuridica delle opere d'arte, quindi tutela giuridica e tutela scientifica. Detto questo, come anticipavo, il discobolo fu venduto per diretto intervento di Galeazzo Ciano che, motivando la questione con ragioni amministrative, permise l'esportazione in Germania nel 1938. E questo episodio è la chiave del discorso perché lo Stato fascista, a partire dalle leggi fascistissime del 23, propone una politica di tutela avanzatissima e tuttavia fortemente corporativa, dove il patrimonio storico-artistico è funzionalizzato alle ragioni prioritarie della sopravvivenza dello Stato fascista. Nel 23 queste ragioni sono di ordine economico, chiaramente durante la guerra le ragioni saranno belliche. Quindi la sopravvivenza delle opere d'arte sarà legata appunto alle necessità di guerra. Al contrario, da subito, cioè dal 1937, Anti propone un altro modello che invece predilige la tutela di impronta scientifica e la preeminenza degli studi nel giudicare sui modi di valorizzare le opere d'arte e di conservarle al meglio. Il quadro giuridico fascista è celeberrimo, peraltro,
le leggi sulla tutela delle opere d'arte, che dureranno fino alla fine del secolo in realtà, vengono promulgate nel 1939 dopo 2 anni di elaborazione e rifunzionalizzate però alla guerra dalla legge 1041 del 6 luglio 1940. Accanto a tutto questo, Bottai propone la fondazione dell'Istituto Centrale del Restauro, importanti convegni dei soprintendenti per comprendere meglio la gestione di questo nuovo sistema delle arti. Lo stesso Bottai però, di fronte alla proposta internazionale di ricoverare le opere d'arte dei paesi prossimi alla guerra, si intuiva dopo la guerra civile di Spagna, di ricoverare tutto questo all'estero, lo stesso Bottai nega il consenso e pubblica una serie di articoli in Italia e in Francia dove dice chiaramente che le opere d'arte dovranno seguire il destino delle cose, delle persone, della terra. Quindi viva l'Italia fascista solo, cioè scusate, l'Italia fascista resterà viva o morirà assieme al suo patrimonio. Di fronte a tutto questo, ovviamente gli accordi internazionali non procedono, non solo per colpa degli italiani e di Bottai. L'Ufficio internazionale dei musei, all'altezza del 1939, propone una serie di istruzioni per la tutela delle opere d'arte in assetto di crisi e l'Europa dei musei, dei soprintendenti, è terrorizzata. Dunque, nella prima fase della guerra, che io per farvi capire cosa di nuovo farà Anti devo un attimo dipingere, quella che prevale è la tutela corporativa. Quindi i soprintendenti vengono finanziati tardi, l'avviso di stato di belligeranza arriva 4 giorni prima la dichiarazione di guerra e quindi si trovano abbastanza sguarniti. Non di meno, il piano centralizzato per la protezione delle opere e per la difesa dei monumenti fissi e mobili parte e verrà celebrato nel 1942 con un volume importante, sfogliando il quale noi, sia pur brevemente, vediamo che cosa si pensò di fare. Beh, le opere fisse furono protette in questo modo spettacolare con saccate di sabbia su incastellature, le opere mobili, scusate, altre opere fisse come la colonna Antonina vennero blindate con... scusate, va avanti da solo, questo è un po' il motivo del mio sconcerto. Vengono blindate con nuovi progetti e piastre in cemento armato di fondazione. Vengono attuati importanti rilievi fotografici, le incastellature che vedete non servono a un'ulteriore copertura della colonna, ma al rilievo fotografico. E alla fine l'aspetto delle città sarà caratterizzato da queste imponenti difese. Così pure opere fisse come il Cenacolo di Leonardo vengono bardate in modo da resistere alle schegge. Vedremo quanto importante sarà questo tipo di intervento. Le opere interne di Santa Chiara a Napoli, ad esempio, vengono difese con saccate su incastellatura. Questo è il compianto a Monte Oliveto, sempre a Napoli, il compianto di Mazzoni, che viene completamente inglobato in una struttura di protezione. Vengono mobilitate le statue equestri da subito. Nella prima guerra mondiale si era pensato di proteggerle prima in situ, nella seconda vengono tutte mobilitate, tutte eccetto i cavalli di San Marco, che per motivi ideologici rimangono in sede, in quanto come dire, sospettati di muoversi ogni volta che cade un impero, il che sarebbe stato di pessimo presagio. Eccoli qui, vedete i cavalli in sede con la basilica in via di copertura. Le opere mobili vengono portate in depositi di campagna, sono oltre un centinaio attivi in tutta Italia e defilati rispetto ai centri maggiori. Qui vediamo le operazioni di smontaggio a San Sebastiano, imballaggi a Venezia, trasporti. E qui i depositi fiorentini, i depositi di primo momento, poi ci saranno gallerie sotterranee e altri tipi di depositi. E poi una cosa curiosa, e cioè l'uso a deposito di strutture antiche, in questo caso una cella olearia, o di mura ciclopiche riadattate a munizione per opere d'arte. Le statue di Ostia sepolte in sabbia dolce e via dicendo. In questa fase Anti è una celebrità
e è semplicemente rettore, semplicemente tra virgolette, e nel 1942 viene insignito della medaglia d'oro per benemerenze nelle arti. Sta appunto lavorando al Bo pittorico, l'opera che non uscirà mai a documentazione dei lavori all'università, ed è nel pieno, diciamo, delle sue fortune. Proprio a partire dall'autunno 42 i bombardamenti sull'Italia iniziano a farsi pesanti e le gerarchie iniziano a percepire che il patrimonio artistico nazionale corre rischi sempre più gravi. Questa è una fotografia della chiesa di San Lorenzo a Genova, 42-43, non ho potuto specificare la data, poiché viene bombardata 2 volte e la fotografia non ha data. Giuseppe Bottai, a sinistra, e Marino Lazzari, Giuseppe Bottai ministro, Marino Lazzari direttore generale delle Belle Arti, iniziano ad interrogarsi sulla effettiva efficacia di questo piano centralizzato di protezione e della gestione corporativa del problema. E Bottai infatti nel novembre 42 sollecita i sovrintendenti a rafforzare le difese già poste in atto, a smistare ancor più opere d'arte in depositi di campagna e a preparare nuovi rilievi fotografici nella convinzione che il patrimonio, soprattutto quello fisso, non avrà grandi prospettive di salvezza. In questo stesso periodo anche Anti corre contro il tempo, perché come rettore fa ricoverare opere d'arte, archivi e strumenti scientifici dell'Università di Padova. Cosa succede? In Veneto nell'autunno 42 i depositi sono tutti zeppi e quindi viene attivato il deposito di Praglia. Qui confluiscono opere d'arte da Venezia, da Padova, da Verona, da Vicenza, eccetera, e parecchie biblioteche. Fra questi materiali si registra la presenza della nostra biblioteca universitaria, materiali da geologia, geografia, filologia, materiali didattici, gli erbari dell'orto botanico e una parte del nostro archivio. Nel febbraio 1943 Mussolini licenzia i suoi ministri e reimpasta il governo e chiama, sfrattando Bottai, chiama alla direzione, al Ministero dell'Educazione Nazionale Carlo Alberto Biggini. Carlo Alberto Biggini da subito esprime la volontà di chiamare Carlo Anti come direttore generale delle Belle Arti al posto di Marino Lazzari. E Anti all'inizio è lusingato, tanto più che qualcuno, come Marcello Piacentini, commenta: beh, era meglio se lo facevano direttamente ministro. E dunque Anti è piuttosto preso da questa cosa, al punto che questo è il motivo che lo spinge a scrivere un diario. Non ho mai ottenuto un diario, ho fatto male, non perché valesse la pena di raccontare agli altri quanto mi ho corso nella vita, ma perché certo mi farebbe oggi tanto piacere l'avere preciso ricordo dei grandi eventi vissuti, dei molti paesi visti, eccetera. Forse mi si apre dinanzi un altro periodo singolare della vita, certo grandissimi eventi maturano, proviamo a fissare questi ricordi. Trovandosi da solo con il ministro però, l'11 maggio, quindi ancora non incaricato della direzione, gli chiede una cosa molto precisa, di essere nominato non direttore generale ma commissario, cioè vuole un ruolo tecnico, non un ruolo di alta rappresentanza politica sia pur nel corpo amministrativo. E fra l'altro in questo periodo cominciano a circolare altri nomi e Anti stesso si chiede perché la carica non venga offerta ad Amedeo Maiuri, del quale ha un'enorme stima. Però progressivamente capisce che chiunque prenda la carica, quella carica sarà indesiderabile. È a Roma il 19 luglio del 1943 durante il bombardamento di San Lorenzo, al quale ovviamente scampa. Dunque capisce che la situazione sta precipitando, continua tuttavia a ricoverare libri e oggetti universitari nel ricovero di Praglia, però data la situazione il ricovero di Praglia è uno spazio molto ambito e si scatenano a questa altezza rivalità istituzionali. Vittorio Moschini, sovrintendente alle Gallerie di Venezia, gli scrive: in seguito a disposizioni del Ministero, il convento di Praglia è stato da noi utilizzato come ricovero di molte e importantissime opere d'arte di Venezia e di Padova e probabilmente altro materiale artistico dovrà esservi portato. Frattanto, l'organizzazione di tale ricovero va sempre più migliorando, a cura di questa soprintendenza e di quella ai monumenti.
D'altra parte, ci risulta che codesta università ha portato e continua a portare a Praglia molto suo materiale d'ogni genere e soprattutto documenti e manoscritti. Naturalmente non vogliamo fare opposizione, tuttavia, per evitare l'eccessivo affollamento del ricovero di Praglia, specie con materiale facilmente infiammabile, dobbiamo pregarvi di sospendere o almeno di limitare l'invio di altri incartamenti. È il 23 luglio 1943. Il 25 luglio, con l'ordine del giorno Grandi, cade il governo Mussolini. Il rettore tenterà di rassegnare le dimissioni immediatamente, ma gli verrà rifiutato. E dunque il 27 risponde a Moschini, chiaro? C'è in mezzo la frattura della caduta del regime. Codesta soprintendenza conosce le difficoltà di trovare ambienti adatti e sicuri per lo sgombero dei materiali. L'Abbazia di Praglia, che anche per ragioni di vicinanza è ovvio luogo di riparo per questa università, vi si presta in modo egregio ed è tanto ampia da poter accogliere senza danno o pericolo più enti. Possibilità di incendio spontaneo sembra siano da escludere trattandosi di ambienti disabitati e senza impianti pericolosi. Incendi provocati dal nemico troverebbero esca assai più propizia nelle molte tele imballate anziché in libri e carteggi scatolati, che, come è noto, stentano a bruciare. Ad ogni modo possiamo assicurarvi che l'invio sarà limitato alle sole parti storicamente più importanti dell'archivio universitario, con esclusione della parte maggiore, e cioè dell'archivio studenti. Anti lascia il rettorato alla fine di agosto, finalmente le dimissioni vengono accettate e consegna il suo ruolo nelle mani di Leonardo Severi, il ministro dell'Educazione Nazionale, sotto il governo Badoglio. Torna a fare il professore, o almeno così crede, ma nel frattempo la situazione militare è ulteriormente peggiorata. Se gli angloamericani sono sbarcati in Sicilia il 10 luglio 1943, dopo l'8 settembre i tedeschi si assestano in Italia come invasori e il 12 Mussolini viene liberato dai nazisti. Si fonda la Repubblica Sociale Italiana e il governo Mussolini, il nuovo governo Mussolini, è rigenerato da un folto gruppo di funzionari e intellettuali fedeli al vecchio duce, e all'Educazione Nazionale torna Bigini, che immediatamente dice di volere Anti come direttore generale delle Belle Arti, ma prende tempo. In questo torno, in questo intervallo, il Ministero dell'Educazione Nazionale si trasferisce a Padova e buona parte dei funzionari romani, rifiutando il trasferimento, si mette a riposo. Lazzari rimane ancora direttore generale delle Belle Arti. In questo momento, preso atto del fallimento del piano centralizzato, propone di portare via le opere dai depositi e di riaccentrarle in ricoveri speciali a Roma e Venezia. Scrive a Biggini: la condizione del patrimonio artistico italiano è oggi estremamente grave. Mentre molti monumenti insigni sono stati distrutti o danneggiati dai bombardamenti aerei, il complesso degli oggetti d'arte distribuiti nei ricoveri o conservati in situ corre il rischio di essere definitivamente sottratto al Paese, di cui rappresenta l'ultima ricchezza materiale e spirituale. Il problema qual è? Il problema è che i tedeschi iniziano a prelevare senza autorizzazione delle soprintendenze o della direzione generale opere d'arte da contesti che a loro sembrano in pericolo, come di fatto accade a Montecassino, e Lazzari se ne lamenta con il segretario di partito Alessandro Pavolini. Il 28 ottobre 1943 ufficiosamente Anti si sente proporre nuovamente la direzione generale e annota in privato: rispondo subito, reciso, che oggi non vi sarebbe autorità, libertà, mezzi e tempo per far nulla e che in tali condizioni non posso assumere una così grave e oramai disperata responsabilità. Quindi non è più entusiasta, lui sperava di fare qualcosa, come ci ha appena spiegato Franco Bernabei, fa qualcosa comprando opere di arte contemporanea, sperava di fare qualcosa per le grandi mostre, eccetera, ma non si fa illusioni sulla possibilità effettiva di proteggere il patrimonio italiano. Nel frattempo i bombardamenti sul nord Italia, sul triangolo industriale Genova, Milano, Torino, sono sempre più intensi
e i bombardamenti prearmistiziali non hanno, sul sud Italia non hanno da lasciare illusioni. Questo è lo stato di Santa Chiara Napoli dopo l'incendio da bombardamento. E Anti in questa fase accetta almeno di presiedere la commissione incaricata di una maggior tutela sugli affreschi di Giotto. Nel frattempo si consulta con Gola, che sta per prendere le consegne del rettorato marchesi. Si consulta con Gola per sapere cosa deve fare, se deve accettare. Il 24 dicembre 1943 alla fine accetta l'incarico e si sobbarca questa nomina, ma solo ad interim, pensando di poter consegnare la carica nelle mani di un soprintendente, lui spererebbe Poggi o Carlo Aru, nella riunione dei soprintendenti convocata da Biggini tra 8 e 9 gennaio 1944. Però al momento la carica è sua. Spera ancora di agire sulle mostre d'arte contemporanea, ma non riuscirà, non si potrà fare la Biennale del 44, si occuperà invece prioritariamente della protezione dei parchi e della protezione del patrimonio dalle offese della guerra, solo che il livello di danno è sempre più alto. Fra 42 e 44 questo è il panorama. Milano, Basilica di Sant'Ambrogio, Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie, dove vedete il quadratino c'è il cenacolo. Sempre Santa Maria delle Grazie, sempre il cenacolo. La Scala. Sembra un unico altissimo salone, invece no, manca un piano. La Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. In tale situazione Anti, che non riuscirà a consegnare a nessun altro la carica di direttore generale, ha il merito di coordinarsi costantemente con i soprintendenti, e questa è la grande novità. Quello strappo tra studiosi e necessità di governo che era partito con la tutela corporativa avallata da Bottai si ricuce nelle mani di Anti e deve affrontare parecchi problemi. Già Marino Lazzari, abbiamo visto, aveva proposto le manovre di riaccentramento per arginare i furti. Esse però sono a loro volta rischiose, motivo per cui Biggini a un certo punto, cioè proprio nel gennaio 44, impedisce ulteriori spostamenti di opere d'arte e dice tutto resta dov'è. Ovviamente, essendo diverse le situazioni nei vari punti dell'Italia, nei vari territori, diverse dovrebbero essere le manovre, e Anti lo capisce, sicché avalla quegli spostamenti che gli sembrano effettivamente utili a una efficace tutela. Dunque la politica di difesa delle opere d'arte mobili nel nord Italia sarà diversa dalla politica attuata nel centro Italia. Sono notissime le gesta di Lavagnino e Rotondi, e normalmente si dice che Anti è nel senso comune, diciamo, ed è scritto in molte sedi, che Anti fosse contrario, e invece Lavagnino e Rotondi portano in Vaticano opere da Sasso Corvaro e Carpegna, e queste sono le testimonianze e dei diari di Anti e del diario di Lavagnino. Anti scrive, di Rotondi, scusate. Anti scrive: Lavagnino, sebbene dimesso da un mese, si è recato a prelevare le opere d'arte del rifugio di Sasso Corvaro. È un gesto di notevole responsabilità, ma secondo me ha fatto bene, e rifiuto di intervenire per impedirlo. Dal diario di Pasquale Rotondi, che è appunto uno che, ignorando il diktat del ministro, sposta tutto in Vaticano. Ho avuto l'impressione che Anti non fosse affatto scontento dell'invio di opere in Vaticano. La sua idea, su cui ha insistito, è che la difesa del patrimonio mobile sia intensificata, e perciò sta tentando di ottenere che, in base a una convenzione internazionale, una qualche città dell'Italia centrale, Assisi, Firenze, sia dichiarata città aperta e possa ospitare le opere più importanti. Nel frattempo io dovrei, a suo parere, evitare l'ammucchiamento di molte opere in uno stesso ricovero, cercando di sparpagliarle nell'entroterra, affidandole alle chiese, d'accordo con i vescovi delle Marche. Ma è possibile che non si renda conto dei rischi di una simile avventura? Vedete, mirava a far sparire tutto. Anti adotta, seconda grande novità dopo il superamento della tutela corporativa, adotta un atteggiamento di difesa tattica
tattiche diverse per luoghi dove incombono problemi diversi. Quindi, fallito il piano centralizzato, si passa a un piano tattico e policentrico. Nel frattempo si guarda intorno. A Milano, il 20 luglio 1944, da Milano scrive: alla luce del giorno vedo in pieno come è ridotta Milano, povera città. Il Corso, Vittorio e Palazzo Reale che vedo per primi sono un saggio desolante. Da Verona, 16 gennaio 45, povera Verona, i danni propriamente artistici sono limitati, ma è il suo volto così caratteristico e così bello che è irrimediabilmente sfregiato. Le case sono crollate a decine. Come si ricostruiranno senza turbare l'aspetto tradizionale di Verona? Quindi l'idea di patrimonio come tessuto vivo della quotidianità. Il problema dei monumenti fissi è gravissimo, esemplare il caso di Cappella Ovetari, ma esemplare anche il modo in cui Anti affronta la situazione. Tutti conoscete la perdita a causa del bombardamento dell'11 marzo 1944 degli affreschi di Mantegna. Questa è la situazione della cappella. Dopo il bombardamento ci si deve urgentemente preoccupare della vicinissima cappella degli Scrovegni, che fino a quella data è difesa come documentano queste fotografie. Scrive Anti al ministro: la perdita del Mantegna impone una decisione per la cappella di Giotto, se limitarci a qualche ulteriore protezione esterna e interna o staccare parte degli affreschi. La decisione è molto grave, non mi pare perciò opportuno che sia presa direttamente dall'amministrazione centrale. Proporrei di convocare d'urgenza i membri del Consiglio Superiore delle Arti, di convocare un gruppo scelto di soprintendenti e di professori universitari di storia dell'arte. Convocano quindi i restauratori, convocano una serie di studiosi il 12 aprile del 1944 e, scegliendo le energie migliori, avviano una ipotesi di protezione. Questa è una bellissima lettera di Poggi che non posso leggervi per questione di tempo e che tuttavia dà la misura del dramma in atto. 19 persone arrivano, qui ci sono le liste, 19 su 30, vedete ci sono artisti, storici dell'arte, soprintendenti, esperti dell'Istituto Centrale del Restauro, eccetera, tutti chiamati a dare un contributo. Si deciderà di strappare e staccare alcune poche scene. E questa è la documentazione, o meglio, una parte minima della documentazione che però volevo mostrarvi, residente in Archivio Centrale dello Stato a Roma. Dunque il problema degli affreschi verrà ripetutamente affrontato, ad esempio alla Valmarana verrà staccato molto e il tutto si affronta sempre in maniera collegiale, con gruppi scelti di studiosi. I provvedimenti interni agli Scrovegni prevedono una materassatura e verranno affrontati immediatamente, e invece per gli esterni Anti avrà bisogno dell'organizzazione TODT. Inizialmente si pensa di blindare la cappella, anche se l'idea non lo entusiasma. Qui ci sono i progetti rinvenuti in archivio, i progetti di blindatura. Tuttavia, alla fine si opterà per una protezione molto molto più blanda, che peraltro non verrà condotta a termine perché l'organizzazione TODT sarà del tutto inefficace. Le opere mobili verranno riaccentrate dopo la presa di Roma, con una politica molto diversa tra Toscana sempre e il nord. Faccio presente al Ministro la necessità che egli chiede e ottenga notizie serie sulla situazione militare per decidere il da fare per i nostri depositi di opere d'arte. Dunque al nord i depositi vengono quasi svuotati, mentre al centro si cerca di non muovere niente in accordo con i soprintendenti per il tempo più lungo possibile. Alla fine però si dovrà cedere, tanto più che i tedeschi iniziano di loro iniziativa ad asportare cose. Le portano a Campo Tures e a San Leonardo di Passiria, in un momento in cui Anti e Guglielmo Pacchioni e Gino Chierici stanno allestendo i ricoveri per opere d'arte all'Isola Bella e più in generale sul Lago Maggiore. Anti sa dei furti tedeschi proprio nello stesso momento, glieli comunica Giovanni Poggi e poi si informa direttamente presso i comandi tedeschi. E qui viene a sapere appunto che le opere d'arte sono a Campo Tures, avvisa ripetutamente il ministro, il duce, non ci sono reazioni e a un certo punto incomincia a mandare il messo a tutti i soprintendenti dell'Emilia e della Toscana perché facciano sparire tutto.
Peraltro la sua azione sul Ministero non ha nessun effetto, dice nessuna inchiesta, non abbiamo possibilità di azione. Chiederà infinite volte di visitare i depositi del Gautirol e quando finalmente in novembre ci riesce annota: l'Alto Adige sotto Hofer non è né Italia né Germania, qui stenta a comandare lo stesso Hitler. È per questo che, malgrado tutto lo zelo e la indiscutibile lealtà dei colleghi tedeschi, ritengo tutt'altro che sicure le nostre opere là. Ci sono relazioni su questo che verranno tagliate, trasmesse in radio ma tagliate, e Anti le aveva pensate per dare notizie al di là della linea del fuoco, quindi all'altra parte di italiani che in quel momento erano in mano anglo-americana. Tenterà di tutto, non riuscirà a far portare via le opere d'arte e si scandalizzerà particolarmente delle idee di Langdorff che sostiene che non si possono portare in Svizzera perché la Svizzera è a rischio, cioè a breve potrebbe entrare in guerra. Propone addirittura di affidare i depositi lombardi alla Croce Rossa, ma insomma non ci sarà nulla da fare. È consapevole però di un altro tipo di furti, la corona. I beni della corona dopo la partenza del re sono scoperti e c'è un avvocato, l'avvocato Steiner, che inizia a requisirli e a venderli. Anche in questo caso Anti si rivolge al ministro e il ministro propone una revisione della normativa, cioè prepara un decreto legge che ho ritrovato nell'archivio centrale dello Stato di Roma, con cui blocca qualsiasi circolazione di beni e qualsiasi esportazione fuori dei confini nazionali. Purtroppo ho ritrovato questo documento tra gli atti sospesi della Repubblica di Salò, quindi non avrà efficacia. E questo blocco del decreto ci dice la reale impotenza del governo collaborazionista. Dunque fino all'ultimo Anti cercherà di capire dai colleghi tedeschi, alcuni dei quali erano studiosi importanti, Lehmann Brockhaus, eccetera, quali sono i movimenti del fronte, i movimenti di fuga dei tedeschi per poter applicare la sua idea di tutela tattica. Dunque, qual è il profitto di questa esperienza? Beh, la grande sinergia tra studiosi e governo che vuole attuare superando la tutela corporativa. La tutela tattica che potrebbe essere utilmente trasposta oggi in una tutela mirata in tempo di pace che tenga cioè conto attentamente dei contesti. E poi, quello che mi ha colpito di più è il suo modo di rendere conto nei diari di tutto questo lavoro. Legge moltissimo, ascolta musica, va a concerti, fa cose estremamente consuete per uno studioso, addirittura scrive sui teatri e dunque mantiene tutti i propri ancoraggi intellettuali, cioè di giorno in giorno sostiene con lo studio un qualche cosa di insostenibile. A un certo punto scrive che tra il 40 e il 44 perde 24 kg tra denutrizione e colza. Dunque un'energia straordinaria e un imperdonabile peccato che è quello che vi citavo all'inizio. Grazie. Grazie di questa relazione drammatica.